Un secco no all'aumento delle rette per gli anziani nelle case di riposo IPAV veneziane e la richiesta che siano invece Comune, Regione e gli enti preposti a farsi carico dell'aumento dei costi che grava sulle strutture, una situazione che, dice Daniele Giordano, segretario generale della CGR Venezia, non può e non deve pesare sulle famiglie. Consideriamo sbagliata la scelta di IPAV di aumentare le rette alle famiglie. Parliamo di 1.400 euro in più all'anno, cifre insostenibili per famiglie che sono colpite dal caro vita, dall'inflazione, dall'aumento dei costi energetici, delle bollette. Chiedere alle famiglie di farsi carico di questi costi è una scelta sostanzialmente sbagliata, che va assolutamente fermata. Il Comune di Venezia, la Regione Veneto, le istituzioni devono intervenire, devono farsi carico dell'aumento dei costi. Le richieste fino ad ora non hanno avuto alcun esito. Sono mesi che chiediamo interventi straordinari, mesi che chiediamo al Comune di stanziare risorse adeguate. È impensabile che si spendano milioni di euro per un palazzetto dello sport e poi si colpiscano le famiglie con l'aumento delle rette per anziani. La posizione perciò è netta. Quello che noi chiediamo è la sospensione immediata di questa delibera, la convocazione di un tavolo di tutti i soggetti istituzionali per fare in modo che vengano date risorse aggiuntive ad IPAV in modo che i costi non ricadano sulle famiglie.